In qualità di rappresentante e quindi rappresentando tutti questi studenti e studentesse, vogliamo ringraziare caldamente l'amministrazione ma anche tutte le entità che hanno reso questa, o comunque stanno rendendo possibile tutto questo, e quindi il nostro più caloroso grazie mille. Il grazie accolto con maggiore soddisfazione dal presidente della provincia Stefano Marcone è quello degli studenti del liceo Berto di Mogliano nel giorno del taglio del nastro dei lavori di ampliamento costati 1.179.000 euro, iniziati a maggio scorso. Un intero piano completamente nuovo, finanziato con fondi Covid e risorse dell'ente di Sant'Artemio. Quando si amplia una scuola significa che la scuola attrae, adesso si parla di diminuzione del numero di studenti, si parla di denatalità. Il Berto si amplia perché attrae studenti. È un intervento che dà soddisfazione anche perché va in quel filone di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico che caratterizza l'ambizioso progetto della provincia di Treviso che vede 100 milioni di euro intercettati per dotare tutte le 37 scuole di classi, di istituti sostenibili sotto il profilo ambientale, sicuri e confortevoli. Con il completamento delle 6 nuove aule hanno avuto termine i disagi e i continui spostamenti degli studenti da uno spazio all'altro dell'istituto. Aspettavamo con ansia questo momento perché è il momento in cui possiamo davvero rinascere dopo un periodo di chiusura, dopo la didattica a distanza, con queste aule bellissime, nuove e questa struttura che poi si proietterà verso l'ampliamento, il rinnovamento, il ripensamento delle aule dei classroom, Next Generation Classroom e Labs grazie al PNRR.